sei stata la prima donna in Italia. Sì, confermo. Allora, per avere la certificazione di un aeroporto necessitano 4 postoldi, io sono il postolde del terminal, tutti e tre sono 3 colleghi uomini, io sono l'unica donna che rivesto questo ruolo, fino a qualche anno fa sono stata l'unica, da 3-4 anni ci sono altre colleghe in altri aeroporti. Com'è da donna, com'è vivere in un ambiente che nasce per gli uomini? Certo, è sempre un combattimento perché ancora, dico, anche se siamo nel 2024, certe figure ancora non sono ben viste, le donne che possono rivestire questi ruoli, però io sono una combattente, quindi non mi arrendo e vado per la mia strada. Si dice caporale di giornata. Vabbè, caporale di giornata, questa figura me la sono quasi inventata io, perché purtroppo per far andare avanti alcuni servizi bisogna fare il caporale di giornata e lo si fa. In pratica, se io ho capito bene, tutto quello che avviene qua nella stazione passa da te, lo determini tu, lo fai funzionare tu. Sono quella che mi occupo di tutta l'operatività del terminal, della quotidianità del lavoro dell'aeroporto. Noi abbiamo un progetto che è un sogno della realizzazione di un museo per onorare il lavoro tuo, ma il lavoro di tutte le donne che muovono le cose e fanno muovere la società. Porteremo un dono a breve a questo luogo, lo porteremo a te, lo porteremo alla Sicilia, lo porteremo al mondo. Speriamo bene, non lo diciamo. Grazie mille, grazie di queste belle parole, grazie di questi bei propositi, grazie a voi.